buongiorno, oggi è il 23 di luglio, lo sentite questo fresco che finalmente è arrivato stamattina, non si boccheggiava, c'è un bel freschetto, uscite fuori. Io sono Valentina Castellaneta al microfono e sono contenta oggi di questa tramontana. Dall'altra parte del vetro in regia, contento della tramontana quanto me, c'è il nostro Gis Nicoletti. Oggi una puntata ricca perché parleremo della carenza d'acqua, perché questi caldi, queste temperature calde dell'ultimo mese hanno danneggiato sicuramente l'agricoltura, ma c'è anche una questione legata alla carenza dell'acqua, quindi alla siccità. La denuncia è arrivata dalla CIA Due Mari e noi avremo il direttore della CIA, Vito Rubino, per parlare di questo e anche della situazione delle angurie. E poi agli internati italiani della seconda guerra mondiale saranno dedicati i giardini di Taranto. Ne parliamo con Silvia Quero, che però ci parlerà anche del libro che è stato preparato con le storie delle famiglie dei mitilicoltori di Taranto, con tutte le ricette di famiglia per il progetto Miti di Mare. Poi ancora andremo a San Vito, dove si parla ancora della Posidonia sulla spiaggetta del Porticciolo, ma c'è anche una bella esperienza che i bambini e gli adulti potranno vivere sulla spiaggia di Lido Bruno sabato mattina. Ma adesso passiamo subito alla nostra rassegna stampa e apriamo con il Quotidiano, perché ci parla della situazione economica. Gasolio più 12% in soli 20 giorni in agricoltura, costi alle stelle, la rabbia degli automobilisti. Tabarelli, la soluzione, la fine della guerra. In 20 giorni il prezzo del gasolio in Puglia ha registrato un balzo di circa il 12%, una batosta per le famiglie, ma soprattutto per l'agricoltura e le imprese. Da uno studio di Unioncamere Puglie, l'aumento dei costi dell'energia e dell'acqua in agricoltura è del 43%, addirittura più del pre-Covid. In un'intervista il presidente e fondatore della Nomismana Energia, Davide Tabarelli, dice: l'unica soluzione è la fine della guerra. Certo che c'è questa situazione sullo stretto di Hormuz che certo non aiuta, anzi esaspera la situazione. Ma sulla prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia si parla anche dell'ipotesi che il sindaco Bitetti entri nel PD e il dibattito è acceso. Borraccino aggiorna Bitetti, nessuna operazione segreta. C'era stata questa intervista qualche giorno fa a Mattia Giorno che insomma diceva cerchiamo di capire. E poi c'è un'intervista a Gabrielli, la sicurezza tema centrale pure per la sinistra, l'invito a tutta la politica a leggere la realtà complessa senza schierarsi su pancia e sondaggi. E poi la riflessione che parte dal caso Roggero e Bologna e le ricette per una sicurezza democratica. E poi ancora si parla dei giochi del Mediterraneo, perché si parla del Palamazzola, dove viene segnato il primo punto, giochi, impianto completo e test. Ieri è stato presentato. Finalmente c'è l'aria condizionata anche al Palamazzola, ma anche tante altre cose belle. Io dall'altra parte del vetro vedo che è già arrivata Silvia Quero. Buongiorno Silvia. E poi ancora si parla di autonomia, lo stop arriva da 100 sindaci, allarme sui divari. Questa situazione della sanità campeggia un po' su tutte le prime pagine dei giornali ancora oggi, soprattutto sul Corriere del Mezzogiorno, che decide di aprire proprio così: autonomia all'altola dei sindaci, fronte comune guidato da Leccese e il gioco e la tutela della nostra Repubblica. Sono 130 gli amministratori locali che chiedono lo stop alla riforma e si mobilita anche la CGIL. Anche i sindacati intervengono nel dibattito sull'autonomia differenziata. Chiedo scusa, ma dall'altra parte del vetro è arrivata Silvia Quero, si stanno facendo i selfie mentre io cerco di fare la persona seria, non lo so io, guarda. Allora, il governatore della Puglia Antonio De Caro ha
ha annunciato l'intenzione di presentare ricorso davanti alla Corte Costituzionale. In 130 tra primi cittadini e altri amministratori locali hanno deciso di aderire a un fronte comune contro la riforma, firmando un documento comune. È in gioco la tutela della Repubblica, sostengono. Primo firmatario il sindaco di Bari Vito Leccese. I governatori del nord sono invece favorevoli e attaccano De Caro. C'era questa ipotesi di un'Italia a due velocità, senza garantire quelli che sono i livelli minimi di prestazioni. Ma su Corriere del Mezzogiorno si parla anche della questione degli incendi. Il fuoco devasta la Puglia, distrutti 1800 ettari, emergenza sulla Murgia. Ne avevamo già parlato ieri, oltre 1800 ettari sono stati distrutti dalle fiamme in Puglia a partire da giugno. L'emergenza incendi guarda in particolare la Murgia. Coldiretti lancia l'allarme sulla sorte delle imprese agricole duramente colpite da incendi. Insomma, mancanza di acqua, caldo, incendi, sti poveri, il carburante, questi poveri agricoltori quest'anno non sanno proprio come fare. E poi c'è una situazione di infortunio sul lavoro a Galatone. Si rompe un pannello e precipita da 7 metri. Un operaio muore sul lavoro. Era un uomo di 50 anni, si chiamava a 58 anni Antonio Giustizieri, è morto in un incidente sul lavoro. E poi commercianti in rivolta per i cantieri infiniti. La Gazzetta del Mezzogiorno invece ha un'intervista al ministro Lollobrigida. Ma il Sud cresce, ZES mossa vincente secondo Lollobrigida, le CGIL attaccano sugli squilibri territoriali. E ancora l'allarme desertificazione, questo è un pezzo che c'è solo sulla Gazzetta. Il commercio in Italia, la Puglia prova a resistere, Bari torna a Benetton, a Palazzo Mincuzzi. E ancora l'edicola invece apre sempre con la politica, preintese, scontro alla Camera, passa il provvedimento sull'autonomia differenziata e quindi tocca anche la sanità. E poi c'è un pezzo che vi consiglio di leggere dove c'è una fotonotizia anche: obbligo di un bagnino per ogni piscina, sono 12.000 nelle case vacanze nei Trulli. Quindi se avete una piccola piscina, avete un'attività, dovete avere il bagnino. E insomma, noi la piscina non ce l'abbiamo e ci fermiamo per la pubblicità. Ed eravamo nel 1979 con la mia banda sul rock interpretata da Ivano Fossati. E allora anche di Ivano Fossati, giustamente dice Gis. Dal venerdì sera alla domenica sul territorio tarantino vengono ridotti oltre 300 litri di acqua al secondo, con una portata idrica ridotta da 1.300 a 1.000 litri al secondo, per poi essere ripristinata solo il lunedì. Potrete capire che è un problema per gli agricoltori. Infatti la denuncia è segnalata dalla CIA Due Mari sulla base della certificazione dei sistemi di misura del consorzio Centro-Sud Puglia. Al centro della questione c'è la diga di San Giuliano. Noi per parlarne abbiamo il direttore della CIA Due Mari, Vito Rubino. Buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori. Direttore, è una situazione piuttosto difficile per gli agricoltori, che, possiamo dirlo, si va a sommare a tante altre questioni che sono il caldo torrido, l'aumento del carburante, abbiamo visto, e anche la mancanza di acqua in generale, no? Diciamo che l'agricoltore vive una situazione, opera in una situazione di fabbrica a cielo aperto, come se fosse una fabbrica a cielo aperto, e quindi è soggetto a tutta una serie di situazioni. Ovviamente ce ne sono alcune che possono essere controllate, altre che sono imprevedibili e non si possono controllare. Fra quelle controllabili ci sarebbe questa gestione dell'acqua da parte della Basilicata. Ricordo a tutti, noi siamo comproprietari come ex consorzio Stornarettara della diga di San Giuliano, che si trova in Basilicata. E quindi, essendo comproprietari, a noi spetterebbe il 50% della dotazione presente nella diga.
Sì, perché ricordiamo Bene, ogni anno la diga si sì. trova in Basilicata, in realtà però il 50% appartiene a Taranto. Il problema è che la decisione di chiudere nel weekend è arrivata autonomamente, senza chiedere o senza comunicazioni, giusto? Sì, ma questa è una situazione che si trascina da anni e che la ex dirigenza del consorzio Stornare e Tara non ha mai affrontato seriamente e quindi si è trascinata sempre così. Adesso, chiaramente, nel momento in cui ci sono delle temperature così alte, questa situazione si acuisce ancora di più, perché andando a ridurre questa portata, l'acqua che viene veicolata dalla diga di San Giuliano nel canale, tramite il canale adduttore, attraversando Ginosa, Castellaneta e Palagianello, chiaramente la riduzione di 300 litri di acqua al secondo fa sì che nella parte terminale del canale, il sabato e la domenica, ci sono difficoltà ad irrigare. Quindi noi una denuncia che stiamo facendo da tempo, e già quest'anno la seconda lettera che inviamo all'assessore Paulicelli, al presidente De Caro, chiedendo di prendere seriamente questa situazione, portarla avanti e cercare sui tavoli politici di trovare una soluzione, perché dal punto di vista tecnico, quando si incontrano i tecnici del Consorzio Centro-Sud e i tecnici che gestiscono la diga, loro con dei grafici mostrano che è tutto a posto, però invece i misuratori di proprietà del Consorzio Centro-Sud presenti lungo il canale adduttore a San Marco, praticamente, dove c'è il ripartitore di acqua tra la Puglia e la Basilicata, dimostrano praticamente che c'è questa riduzione di quantitativo di acqua. Loro sostengono di no, quindi è più credibile la posizione del consorzio, perché noi rileviamo puntualmente il fine settimana che l'acqua non riesce a diminuisce, e quindi voglio dire, assolutamente la portata si riduce. 300 litri al secondo sono tantissimi, quindi è questa la situazione che è necessario una volta per tutte definire con la Basilicata, perché non possiamo continuare ad essere considerati come, diciamo, a non essere considerati, certo. Perché poi che cosa accade? La chiusura e l'apertura avviene senza nessun preavviso, e quindi questa situazione crea anche dei problemi di gestione dell'acqua. Rubino, io le volevo chiedere, volevo fare anche altre domande. Una riguarda questo rincaro del gasolio del più 12%, e poi quali sono le coltivazioni perché sappiamo che c'è un problema con le angurie quest'anno, e quindi quali sono le coltivazioni che stanno soffrendo più del caldo e soprattutto dei rincari? Diciamo, per quanto riguarda il caldo, sono un po' tutte le piante, perché purtroppo questo caldo eccessivo crea dei grossi problemi. Mi spiegava un produttore qualche giorno fa che le alte temperature stanno facendo seccare le piante di ciliegio, per esempio, là dove non c'è impianto di irrigazione. Quindi tutte le piante vanno in sofferenza, e quindi è necessario avere una giusta dotazione di acqua per poter sopperire a questo eccesso di caldo, insomma. Quindi a questo poi aggiungiamo l'aumento del gasolio, e quindi è un po' il cane che si morde la coda, perché per cercare di dare più acqua alle piante occorre più gasolio. Il gasolio è aumentato di prezzo, quindi tutto questo fa aumentare i costi. Certo. Sì, fa aumentare i costi, però di contro i prezzi di vendita alla pianta dei vari prodotti non sono altissimi, e quindi questa situazione sta generando delle grosse difficoltà alle imprese dal punto di vista finanziario. Ecco perché bisogna davvero intervenire per cercare di risolvere il più possibile delle situazioni. Anche il credito d'imposta che è stato concesso per il carburante, diciamo, è un qualcosa che serve a dare un respiro. Però purtroppo è una soluzione tampone. Sì, è una soluzione tampone, giusto per cercare di recuperare qualcosa sulle spese generali che l'azienda fa per produrre qualsiasi tipo di prodotto. Quindi è questa la difficoltà notevole
in cui si trovano ad operare gli agricoltori. E siccome è importante sostenere l'agricoltura, sostenere i nostri prodotti, il consumo dei prodotti che si ottengono su questi territori, occorre cercare tutti insieme di fare uno sforzo comune. Noi abbiamo anche lanciato, per esempio, una petizione per far sì che venga difesa l'agricoltura, venga difesa la cucina italiana, insomma tutto quello che tutti parlano a parole, siamo tutti bravi a parlare, però poi le azioni che vengono messe in atto non sono così conseguenziali come significative per risolvere le problematiche. Ecco perché Rubino, io la devo lasciare perché ho finito il tempo, purtroppo. La ringrazio. Bene, grazie. La ringrazio. Saluto gli ascoltatori. Buona giornata. Noi ci fermiamo e quando torniamo parliamo dell'intitolazione dei giardini di Taranto. E per la nostra new hit, questa era Birth con Più in alto e buongiorno Taranto. Siamo nella seconda mezz'ora della trasmissione e come potete vedere io non sono più sola, perché accanto a me c'è Silvia Quero. Buongiorno. Buongiorno Vale, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ai telespettatori. I nostri ascoltatori più attenti lo sanno, il sabato mattina è suo con Non è mai troppo tardi, ma oggi è mia ospite. Ho fatto un'incursione, un fuori programma. E quindi oggi comando io. Allora Silvia, oggi parliamo di una cosa importante, perché in questi giorni si è parlato delle nuove intitolazioni della commissione toponomastica che ha dedicato la tribuna dello stadio la tribuna giornalisti dello stadio Iacovone a Cristian Cesario, l'aula studio della biblioteca ad Alessandro Leogrande, la zona Pippo di Talzano ci sarà una targa dedicata a Franco Semeraro, e poi c'è un'altra che non mi sto ricordando. Ce ne sono state diverse, un 5-6. Ma c'è anche un'altra cosa: i giardini di Taranto, non è stato detto bene quali, saranno dedicati agli IMI. Partiamo da chi sono gli IMI. IMI, internati militari italiani, cioè è un acronimo che è riemerso dopo 80 anni praticamente. Nel 2025 è stata istituita questa giornata nazionale degli IMI. Sono tutti i soldati italiani catturati all'indomani dell'8 settembre, quindi dai nazisti, quindi la prima parte della guerra eravamo amici, quindi abbiamo l'8 settembre del 43. 8 settembre del 43. Dopo l'8 settembre del 43 siamo diventati nemici, quindi fu dato l'ordine di catturare tutti i soldati italiani possibili ed immaginabili. A loro venne fatta una proposta: passate con i nazisti, con la Repubblica di Salò, oppure andate nei campi di concentramento. 650.000 però sono numeri molto provvisori, si pensa siano molti di più. Dissero no e quindi si ritrovarono ad essere internati militari italiani, quindi non prigionieri di guerra. Questo è un termine coniato proprio da Hitler, quindi internati militari vuol dire che erano prigionieri politici, perché Hitler li riteneva dei traditori. Dei traditori, certo. Vi chiederete perché Silvia Quero è così edotta in materia? Perché Silvia ha scritto un libro su gli internati militari di Taranto, che sono stati proprio tanti. Sono stati tanti, anche questo è un numero in aggiornamento. Censiti fino all'anno scorso erano circa 450, però stiamo andando ben oltre. In provincia tantissimi ragazzi che dissero no. Nel mio libro io ho raccolto un po' di loro storie, ma in particolar modo ho raccolto le storie di due, anche perché la difficoltà lì era proprio raccogliere la bibliografia, cioè non solo la bibliografia ma proprio la biografia di queste persone, perché la maggior parte di loro non parlava di questa esperienza drammatica al ritorno dalla guerra, perché comunque loro hanno avuto la stessa sorte sostanzialmente degli ebrei. Quello che vediamo nei film non era un film, loro l'hanno poche volte raccontato, raramente raccontato, un'esperienza drammatica, però tenevano tutto per loro. E si diceva che erano in vacanza. Si diceva che erano in vacanza. Questa è un'altra storia. Quali sono i giardini che saranno dedicati a loro? Giardini in via Lago d'Arvo, piccolissimi, dei giardini piccolini che non erano stati intitolati mai a nessuno, non avevano un nome, quindi degno nome, più di così, insomma, dei giardini. Tra l'altro ci sarà anche una novità: il 20 settembre, che è la giornata dal 2025, come dicevo, giornata nazionale dedicata agli IMI, che è il giorno in cui appunto Hitler inventò sto termine IMI. Ci sarà anche una novità, perché questa ricerca ha continuato, perché i numeri
crescono in maniera impressionante. La gente scopre, proprio venendo a conoscenza del libro durante le presentazioni, scopre di aver avuto un parente, un nonno, uno zio internato militare, e quindi io stesso ho avuto modo di vedere che questi non erano censiti, quindi questi numeri stanno crescendo. Ci sarà una novità. Ma noi adesso ci dobbiamo fermare per un po' di musica. Quando torniamo parliamo di altro. Ma io di torno? Mitilicoltori. Sì, tu stai qua. Ma Stai sì, buona. mi piace stare qua, mi sento a casa. Rieccoci qua, buongiorno a chi ci sta ascoltando in radio sui 96.5 FM, non ci vede, siamo in due, ospite mia che sono Valentina Castellaneta, giustamente vi chiedete chi è che sta parlando, è Silvia Quero, e quell'altra. Chi invece ci sta guardando in TV, quella vestita di giallo, è sempre Silvia Quero, e chi ci sta guardando in streaming sui nostri siti sa tutto. E adesso noi parliamo di un altro argomento, perché parliamo dagli internati militari ai mitilicoltori, perché insomma facciamo dei voli pindarici lo incredibili, scibile umano. però. Allora, i mitilicoltori, perché è giunto al termine il progetto Miti di Mare, che è un progetto ideato dalla cooperativa sociale Isola con il comune di Taranto, che ha riunito 25 cooperative di mitilicoltori che hanno ripulito zone del Mar Piccolo, hanno fatto delle azioni concrete, ma soprattutto si sono raccontati in un cinedocumentario, ma si sono raccontati anche in un bellissimo libretto che si chiama Miti di Mare, cultura, ambiente e tradizione per la mitilicoltura tarantina. Il libro è stato edito a cura di Silvia Quero e da Puglia in itinere APS. Allora, che cosa racconta questo libro? Anche, vedi, non è un volo pindarico, perché così come abbiamo parlato prima delle persone, no, degli IMI, quindi raccontando non i nomi e facendo un elenco, ma raccontando delle persone. In questo caso parliamo dei mitilicoltori e delle loro storie individuali, quindi abbiamo dato anche un volto a questa figura del mitilicoltore, che a mio avviso addirittura è ormai una professione quasi artigianale, perché avendo avuto veramente questa grande opportunità di parlare tanto con loro, siamo usciti a mare, cioè li abbiamo visti nel loro ambiente insieme a Paolo Miola, insomma siamo andati lì, li abbiamo visti nel loro ambiente e abbiamo ascoltato proprio la loro voce. Qua si tratta nel più delle volte di un mestiere che si tramanda di generazione in generazione, già questa è una cosa straordinaria, un mestiere, là sono cozze a mare, che rischia però di andare a scomparire, perché è un mestiere molto duro. Tra l'altro, per le dimensioni di Mar Piccolo, il progresso tecnologico che potrebbe anche alleggerire un lavoro che è molto pesante, quello del mitilicoltore, fino a un certo punto si può avere, perché ad esempio le imbarcazioni devono rimanere comunque più piccoline, quindi diciamo che è veramente un lavoro artigianale ed è estenuante, ci vuole veramente una vocazione, basta un niente, veramente un niente, per mandare all'aria un anno di lavoro, basta una settimana più calda. E poi tra l'altro racconta storie di famiglie, perché tutte le cooperative di mitilicoltori si tramandano questo mestiere di generazione in generazione, e storie di famiglie che sono anche ricette di famiglia, perché ogni mitilicoltore ha raccontato una ricetta della sua mamma, della sua nonna. Quindi in questo libro trovate anche come si fa si fanno i tubettini con le cozze, piuttosto che il riso cozze e patate, il riso al sugo di cozze, insomma. E poi ci sono anche il metodo, la metodologia di preparazione che cambia di famiglia in famiglia. Poi è abbastanza interessante questo aspetto, anche perché sono le ricette della memoria, cioè mentre loro raccontavano le ricette si ricordavano della mamma, si ricordavano della nonna, ricordavano anche dei momenti particolari. Non lo so, a Ferragosto si andava, perché ogni giorno si esce a mare per andare a controllare i giardini, quindi si ricordava che mentre si usciva a mare il resto della famiglia si metteva a riva e preparava queste tavolate e si mangiava, quindi il cibo della memoria in questo caso. Se volete avere questo libretto, domani sera alle 19:30 a Piazzale Democrata ci sarà la festa di fine progetto con tutti i mitilicoltori. Si potranno assaggiare le ricette che sono nel libro in versione street food, e ci sarà tanta musica, artisti di strada, insomma domani sera alle 19:30 a Piazzale Democrate la festa di finale di
limiti di mare. Grazie Silvia Quera per essere stata con me e aver portato un po' di allegria con il tuo giallo in questa mattinata di giovedì. Grazie a te, noi ci riaggiorniamo a sabato, così ritorno al mio posto da quel lato del microfono, perché mi sento un po' strana a stare da questa parte qua. Grazie a Silvia Quera, e adesso noi ci fermiamo. Quando torniamo ci andiamo a San Vito. E vi siete persi uno spettacolo che in questo momento ho potuto guardare io, che era il nostro Gis, che si cantava tutta la canzone di Pino Daniele parola per parola, godendosela tutta. Uno spettacolo straordinario. Adesso noi andiamo a San Vito perché ci sono tante cose di cui parlare. Lo facciamo con Noemi La Sorza, che è la portavoce del comitato promotore del Museo delle Scienze di Taranto. Buongiorno Noemi. Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti. Ah, bene, in mezzo alla natura, bellissimo. Allora, Noemi, l'abbiamo chiamata per due ragioni. La prima è quel mucchio di Posidonia per cui c'erano arrivate tante segnalazioni nei giorni scorsi che noi avevamo raccontato sulla piccola spiaggia del Porticciolo. Adesso la Posidonia è stata coperta, ma Noemi è la persona giusta anche per raccontarci per quale ragione va conferita in quel modo. Allora, sì, dobbiamo innanzitutto premettere che il polo, per la sua conformazione, per la sua esposizione, storicamente presenta un po' questa criticità, il fatto che in quella piccola si vada ad accumulare una certa quantità di biomasse, chiamiamole così perché in realtà non è tanto la Posidonia, sono alghe in generale, però ti sento un po' a scatti. Sono piante, Valentina, sono piante, non sono alghe, questa è una cosa molto importante. Va bene, perché si tratta di una differenza una differenza sostanziale assolutamente. E quindi che cosa succede? Che si accumula e quindi necessariamente ovviamente i bagnanti un po' si lamentano della presenza così abbondante, della difficoltà poi di scendere in acqua e fare il bagno. Allora esistono delle linee guida a livello nazionale, a livello regionale, per cui diciamo le opzioni preferibili sono sia quella di mantenerla in posto che oppure spostarla ai lati della spiaggia e rimetterla poi sul posto una volta terminata la stagione balneare. Questo perché la Posidonia e in generale le biomasse sono grandi alleati per ridurre l'erosione costiera. Esatto. Questa è una delle cose che saranno scoperte da chi sabato mattina andrà alle 9:30 a Lido Bruno, vicino il Beach Bop, per un evento che si chiama Ecospiaggia Trial Run. Diventa anche tu una sentinella della costa, un percorso a tappe per conoscere e rispettare l'ecosistema costiero. Allora Noemi, è un bel evento promosso da tantissime associazioni insieme, tra cui vedo anche il WWF Taranto, la Proloco di San Vito, Plastica Qua, la LAC Taranto, il comitato promotore del Museo delle Scienze di Taranto, ovviamente anche Mare Vivo Puglia. Di che cosa si tratta e quali saranno le tappe e cosa scopriranno bambini e adulti che potranno partecipare a questo evento? Allora, questo evento nasce come un progetto pilota, un test, perché potrebbe essere l'avvio di una serie di attività da promuovere soprattutto nelle spiagge pubbliche per aumentare la consapevolezza e la volontà anche di un po' di autogestione dei bagnanti stessi, proprio per mantenere il nostro sistema costiero nelle condizioni migliori possibili. Allora, si tratta di un percorso a tappe, quindi ci saranno degli stand dedicati ad alcune tematiche specifiche che adesso vi elenco, presso le quali sia adulti che bambini potranno mettersi alla prova, fare delle piccole missioni. Al termine di ciascuna missione verrà posto un timbrino su un diplomino della sentinella della costa, proprio a riprova delle attività svolte dai partecipanti. Le tematiche sono quelle tipiche delle spiagge ecologiche, così come intese anche da ISPRA e in altri progetti nel territorio italiano, che sono appunto la gestione sostenibile dei rifiuti, quindi la raccolta differenziata, la gestione sostenibile delle biomasse, quindi l'importanza della Posidonia, Cimodoccia,
Poi il rispetto della vegetazione costiera E la difesa che è della un costa, importante ovviamente. elemento. La difesa, l'osservazione della costa e il riconoscimento anche delle orme, della fauna, diciamo, quindi il fratino, la tartaruga, grazie alla LAC che insomma allestirà una sorpresa, ecco. Bene, allora non vediamo l'ora di vedere tutto questo. Io ringrazio Noemi La Sorsa e appuntamento alle 9:30 a Lido Bruno vicino al Beach Bop. L'ingresso è libero. Grazie Noemi. Buona giornata. Grazie a voi, vi aspettiamo, grazie altrettanto. Ed è arrivato il momento di salutarci e io ringrazio Gis Nicoletti alla regia e buongiorno Taranto. Torna domani, buona giornata.